Buonasera a tutti cari telespettatori di Telechiara, ben ritrovati a Nord Estate, vivere l'estate a Nord-Est, appuntamenti, iniziative, consigli e quant'altro per passare quest'estate 2011 proprio a Nord-Est, tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Oggi rimaniamo in realtà a Padova, quindi rimaniamo in pianura, ma parliamo di gusto, in modo particolare, anzi, di bontà tutta italiana. Diamo quindi il benvenuto a Luana Levis di Andromeda, Regione Veneto Ollus, che organizza, buonasera Luana, che organizza una manifestazione gustosa. Questa è la verità, è una manifestazione che avrà proprio luogo in questo fine settimana a Padova, quindi siamo proprio sull'attualità, è rivolta a tutta la cittadinanza, che si intitola 150 anni di bontà italiana. Il binomio è facilmente intuibile, 150 anni è un compleanno del nostro paese, della nostra Italia, della nostra Italia, e però potrebbe essere un'occasione anche per scoprire particolarità italiane, particolarità che sono relegate in questo caso al piatto. Certo, 150 anni di bontà italiana è una manifestazione che già nasce nel 2008 con l'associazione Andromeda. È stata realizzata sempre nello stesso punto, è importante ricordarlo perché si tratta di Via Anelli. Quindi è una manifestazione che avrà un duplice obiettivo per l'associazione, sia quello di presentare dei gusti italiani, dei piatti tipici della nostra terra, ma anche quello di riqualificare un quartiere che è stato, diciamo, sotto la mira anche a livello nazionale, diciamo, sotto l'aspetto di conoscenza a livello nazionale di un degrado come quello della presenza degli spacciatori nella zona. Quindi è una manifestazione che nasce con questi due scopi. Abbiamo unito diciamo, il La il riqualificazione, problema certo. sociale del territorio, l'abbiamo unito ad una manifestazione dove si Si congrega, si presentano. presentano sì, queste pietanze, ma anche c'è la possibilità di aggregare tantissime persone, quindi di occupare il territorio con delle serate o delle giornate diciamo di intrattenimento e di gusto e di diciamo Momenti lieti. associati, lieti, esatto, momenti associati alla felicità o comunque ad espressioni positive in un luogo, appunto come dicevi tu Luana, che è associato nell'immaginario nazionale, in realtà forse ancora un po' anche nell'immaginario cittadino nordestino a luoghi di degrado. In realtà Vianelli si è trasformata in questi anni, tra pochissimo ne riparleremo, si è trasformato anche grazie a voi, perché insomma in questo Assolutamente sì. luogo, in questa Vianelli, adesso c'è anche un buon ristorante, se non sbaglio, che tra l'altro è gestito Da noi. proprio da Andromeda, ma cominciamo con ordine a spiegare questa manifestazione che non durerà un giorno intero, ma siamo No. proprio in tutto il weekend, quindi 24, 25 e 26 giugno cominciamo a spiegare Sì, la serata che i nostri telespettatori potranno vedere proprio questa sera, tra sì. l'altro, che è in corso in questo momento. La manifestazione avrà inizio, come dicevi, venerdì 24 alle ore 18. Ci sarà un'inaugurazione con la partecipazione anche del sindaco di Padova e la sera stessa sarà organizzata una cena sotto le stelle con 300 persone dove si potranno degustare i vari piatti italiani che verranno preparati tramite un nostro Che catering. piatti avete preparato, Luana? Abbiamo fatto un qualcosa un po' misto, siamo partiti dalla mozzarella di bufala come antipasti, come aperitivi abbiamo la mortadella emiliana con il lambrusco, poi avremo del grana padano che sempre farà parte di un buffet diciamo di inizio, per poi passare a piatti più tipici veneti. Come ci sarà il tacchino, ci sarà il pollo, ci saranno altre tipologie di, diciamo, prodotti, tutti prettamente veneti, che sarà preparato da un catering veneziano, quindi che saprà sicuramente dare il giusto tocco al Alla Veneto, veneticità, alla potremmo dire, ai nostri veneticità. piatti. Nel frattempo, Luana, ti interrompo perché giustamente la regia di Riccardo Zanoni e Ruggero Innocente ci stanno presentando alcune foto, alcune istantanee tratte da altre serate che Ah come sì. bontà italiana avete presentato, perché come tu dicevi prima proponete queste serate, insomma queste giornate a tema già da 3 anni, se non sbaglio, quindi queste Sì, si sono riferiscono. quasi 4 e queste sono immagini della manifestazione di bontà italiana che abbiamo realizzato
tra il 2008 e il 2009, sono stati 2 mesi di occupazione della piazza dietro il centro commerciale Giotto, che ha visto la partecipazione di parecchie aziende e consorzi italiani per proprio promuovere i loro prodotti, ma anche per dare una mano alla riqualifica di questa zona che nel nostro intento siamo riusciti pienamente. 150 anni di bontà italiana che stiamo realizzando ora invece vuole far conoscere alla gente, ai padovani, ma insomma anche a tutta l'Italia, perché insomma, è stata una cronaca nazionale quella di Via Anelli che abbiamo avuto, che il quartiere è stato completamente ripulito, risanato, non è più frequentato né da spacciatori e né da gente che si occupa di micro o macro criminalità. Questo era Via Anelli. L'abbiamo fatto con l'associazione in 3 anni, questa è una delle manifestazioni, ma ce ne sono altre come Villaggio Italia, parti proprio da Villaggio Italia, e la mostra fotografica che abbiamo fatto da poco proprio per fare il percorso di quello che è stato quel quartiere e l'intervento che ha fatto l'associazione. Io parlo sempre di associazione, ma unito al nostro gruppo, al nostro team organizzativo ci sono sempre delle parti che ci devono aiutare, quindi Istituzionali, chiaramente, istituzionali. Abbiamo ricordiamolo. avuto più volte il Ministero dell'Agricoltura, più volte la provincia, il comune di Padova, la regione, ma diversi enti hanno poi partecipato perché credo che Via Anelli era un motivo sociale in cui tutti dovevamo scendere in campo per fare qualcosa. Andromeda è stato, secondo me, quello che ha riunito tutte queste forze e le ha poi messe in campo. Luana, una curiosità, come hanno reagito i consorzi agroalimentari o anche vitivinicoli che sono stati chiamati a partecipare fino adesso diciamo alle vostre giornate? Perché forse Vianelli è un nome che fa ancora paura, quindi come gliel'avete presentato di essere appunto L'abbiamo in presentato. queste zone Sì, no, ma calde? noi l'abbiamo presentato per una diciamo, situazione sociale, quella che era. Tantissimi hanno capito quella che era la situazione e hanno voluto contribuire, hanno voluto dare una mano con i loro prodotti, con delle sponsorizzazioni, con la loro partecipazione, con lavori che hanno fatto all'interno delle manifestazioni, perché ci sono delle preparazioni non indifferenti, poi Certo, abbiamo dietro. visto dalle foto che comunque sono Sì, insomma, e preparazioni quindi in grande. dico che abbiamo avuto dei riscontri, in particolar modo magari delle aziende un po' più importanti, che per loro diventava un aiuto sociale, ma anche un modo di promuoversi in una maniera insomma Insomma, importante. collegata Quindi, alla bontà ma anche all'etica, chiaramente al sociale. certo, Luana, continuiamo a viaggiare attraverso la vostra proposta. Abbiamo sì, sentito cosa proponete proprio per questa sera, per questo 24 giugno, quindi chi ci sta sì, ascoltando può anche lasciare armi e bagagli a casa e se è di Padova andare direttamente in Vianelli perché sì, sì, troverà già ancora la cena e la musica sotto le stelle. Parliamo invece di cosa accadrà sabato, quindi domani per chi sì, ci sta ascoltando in diretta, perché si sì. parla di bontà ma si parla anche degli attacchi che vengono fatti a questa bontà italiana. Sì, sì, perfetto. Ecco, volevo così informare anche le persone che sono 36 gli stand che saranno allestiti dove potranno degustare gratuitamente i prodotti e quindi potranno fare tutto un percorso che parte da una piccola zona, un pezzo di strada di Vianelli fino all'interno, diciamo, della piazza dietro il centro Giotto, quindi ci sarà modo di poter Di poter assaggiare, mangiare di poter molto. mangiare. Ecco, speriamo che non siano tutti a dieta perché lì ci saranno diverse cose buone. E sì, il giorno dopo Beh, ci si sarà. tratta, Luana, comunque di mangiare ed assaggiare anche con intelligenza, insomma, Chiaro, perché sì, sì. potrebbe essere una sorta di piccolo presidio slow food, quindi di assaggiare con tranquillità tutto quello che viene proposto, che sono prodotti genuini e quindi ricollegandomi quindi al convegno di domani, prodotti made in Italy, che Sì, vale sì, la sì, pena di certo. assaggiare con lentezza. Siamo riusciti a unire a questa manifestazione anche un'altra piccola organizzazione che è, credo, tra le più importanti per quanto riguarda le imprese, i consorzi e la qualità italiana, che è quella proprio della come difendere la qualità agroalimentare italiana dalle falsificazioni. Quindi un convegno importante dove si parlerà di
proprio delle contraffazioni che ci sono ormai a livello anche europeo sotto Sì, l'aspetto. purtroppo ricordiamoci lo scandalo delle mozzarelle blu, ma purtroppo proprio in questi istanti, in questi giorni, nelle ultime 2 settimane, siamo un po' terrorizzati anche da questo batterio killer, quindi in Certo. realtà la salute di quel che mangiamo è molto importante. Importantissima, e io volevo ricordare anche quelle aziende italiane che sono andate all'estero e che producono prodotti italiani, cioè mettono il marchio italiano su prodotti che invece effettuano lì con le cure, diciamo, Con latte o prodotti esterni, ricordiamo che parte della problematica anche delle stesse quote latte è legato a questo problema, cioè di quote che in realtà non sono per nulla italiane, esatto. ma sono E straniere. vengono poi venduti all'estero Certo. come prodotti italiani, quindi perdiamo l'immagine e la qualità del prodotto E e anche nonché molti la soldi. salute, i Ricordiamo anche i soldi. soldi, purtroppo, leggo qui dal vostro volantino che ogni anno sui mercati multinazionali la falsificazione sottrae 50 miliardi alle nostre imprese, soprattutto a quelle italiane, che è una piccola finanziaria, neanche tanto piccola, insomma. Certo, Quindi, certo. E anche diciamo che la cosa più grave è sulla salute certo. delle persone, perché poi credono di mangiare un prodotto italiano, un prodotto confezionato in un certo modo, comunque che ha subito una certa lavorazione, e in realtà si ritrovano a mangiare prodotti più scadenti, quindi la nostra pubblicità nel mondo viene a decadere e comunque anche la nostra immagine non è sicuramente tutelata, oltre che la perdita di soldi. Noi partiamo con questo convegno sulla contraffazione parlando dei prodotti agroalimentari, ma si potrebbe dire la stessa cosa di tutti gli altri prodotti legati anche, che ne so, al tessile, quindi Certo, la all'abbigliamento. A me manifattura, viene in mente i indubbiamente. cinesi e tutte i prodotti che vendono con il marchio italiano e che poi una Italiani volta non sono assolutamente. italiani non sono e che poi danno anche dei danni fisici alle persone, tipo pantaloni che scolorano, si attaccano il colore alla pelle, insomma che creano anche danni proprio alla salute. Quindi abbiamo pensato di inserire in accordo con il ministro che sarà presente, Saverio Ministro Saverio Romano. Romano, ricordiamolo, e ricordiamo anche l'orario perché chiacchierando tra Sì, di noi non l'abbiamo detto, ore 11, sì. sabato 25 giugno, ricordiamo dove tra l'altro, sempre, Sempre all'interno sempre della all'interno del manifestazione, villaggio. perché avrà un palco e la possibilità di mettere una platea, quindi sedie, Certo. e quindi realizzare questo convegno alle ore 11 di sabato mattina. Ecco, parteciperanno comunque anche responsabili di grosse aziende italiane sull'agroalimentare. Ma io le Eh, leggo, io ho qui l'elenco, sì, sono davvero tantissime persone, vale la pena citarle se non altro per far capire il polso della manifestazione, del convegno e la qualità del discorso e della dialettica che potrebbe instaurarsi. A parte il questore di Padova, Luigi Savina, abbiamo il presidente della sezione alimentare di Confindustria Padova, che è Emanuele Boccardo, il comandante del Corpo Forestale dello Stato, Cesare Patrone, il comandante del nucleo antifrode dei Carabinieri di Parma, quindi siamo insomma in area RIS, Marco Uguzzoni, Giorgio Piazza, presidente del Coldiretti del Veneto, il presidente di Confagricoltura del Veneto, Gian Giacomo Bonaldi, e poi anche il responsabile per la vigilanza del consorzio Grana Padano, di questi parlavi appunto Luana, sì. Carlo Alesci, il segretario dell'AICG che devo essere sincera, Associazione Italiana dei Consorzi, è un'associazione che praticamente coinvolge tutti i più grossi consorzi italiani che di prodotti tutelano agroalimentari. e che si chiama Pier Maria Saccani, il presidente degli oleifici Matulani Dante, quindi Biagio Mataluni. Mataluni, e Fernando Zilio della Camera Commercio di Padova, e infine il presidente regionale della CIA Daniele Toniolo, oltre chiaramente a una serie di politici, come tu dicevi, a partire Certo. dallo stesso ministro Romano, anche l'onorevole Fava, che è presidente tra l'altro della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e anche della pirateria in campo commerciale, l'onorevole Fabio Raineri, del membro Commissione d'inchiesta, e anche Giustina Destro, ricordiamo l'ex sindaco di Padova che fa parte di questa E l'onorevole commissione, Ascerto, e l'onorevole Lascerto, anche lui fa giustamente. parte, è membro della commissione d'inchiesta. E quindi insomma un partito
parterre numerosissimo, oltre che di qualità, quindi se ne Sì. potrà davvero parlare. Questa è appunto la proposta per sabato, la proposta in realtà solo mattutina, perché Sì, poi si continua, già all'ora di pranzo domani sì, ci sarà qualcosa di particolare, dedicato sì. a un prodotto, se non sbaglio, che è la degustazione Presente del il tonno tonno? di Carlo Forte. Riesci a dirci qualche parola in più sul tonno di Carlo Forte che io non Sì, conosco, devo sì. essere Allora, sincera. il tonno di Carloforte è un tonno sardo, Ah, quindi Carloforte si trova nel sud della Sardegna. È un tonno particolare perché è un tonno rosso, non però un tonno rosso di quelli giapponesi che vediamo ogni tanto di color fucsia, è un tonno pescato con una mattanza, diciamo, con tutto un percorso di pesca. Io tra le altre cose sono andata a vederla questa pesca, per quello che ne ma parlo. pensa. Sì, e ha tutto un percorso molto lento e una volta pescato i tonni vengono subito portati al macello, tra virgolette, e lavorati immediatamente, iscatolati, la parte che va iscatolata e invece fresco quello che viene poi venduto come fresco. È un tonno che oserei dire il migliore che io abbia mangiato ed è un tonno che ha tantissime qualità, un tonno italiano, un tonno nostro ed era giusto insomma promuoverlo e Promuoverlo in questo pubblicizzarlo. modo, così appunto lo conosciamo anche noi. Io per esempio appunto non lo conoscevo. Sarà, Come lo sarà proponete, Luana? sarà la pietanza, diciamo, principale che inseriremo nel ristorante dall'Onorevole con cui abbiamo questa collaborazione. Potete già anticiparci magari i piatti che No, questo proporrete? viene effettuato dagli chef e dai cuochi, non abbiamo voluto mettere lingua su questo. Diciamo che loro, in base al prodotto, come gli arriva e come sarà, loro preparano il catering, ripeto, è un catering di Venezia, quindi il pesce lo Sì, sapranno a fantasia, esatto, fantasia dello bene. chef. E si continua poi nel primo pomeriggio alle 15 e dal tonno si arriva alla pizza, prodotto Pizza, italiano per eccellenza con Olio Dante, che appunto è uno degli sponsor. sponsor, se non ho capito male, Sì, sì. di questi 3 giorni. Ma Olio voglio... Dante ha messo anche a disposizione 500 bottiglie d'olio che verranno regalate dopo la cena del 24. È una forma sua di promozione che ha voluto fare, quindi saranno omaggiati tutti quelli che parteciperanno alla cena. Quindi questa sera, per ricordarlo di nuovo ai nostri Sì, telespettatori, correte perché c'è anche la possibilità non solo di sì, degustare, vedere le stelle e ascoltare musica, ma di portarsi a casa anche una bottiglia d'olio che, ricordiamolo, l'olio italiano extravergine d'oliva costa anche tanto, quindi sì. portarsi a casa una bottiglia Ma l'olio Dante così per è promozione anche, è insomma, importante. conosciuto nel Dall'olio mondo. ritorniamo ancora alla pizza, vedo pizza e pizza, questo significa che ci saranno molte tipologie di pizza. Sì, metteremo dei forni e dei pizzaioli che prepareranno al momento la pizza in base ai vari prodotti che avranno, saranno diverse tipologie, insomma la pizza è un altro prodotto italianissimo, lo troviamo in tutto il mondo come pizza italiano e quindi Quindi non poteva assolutamente mancare in questa nostra manifestazione. E non poteva mancare anche un momento che per noi del nord-est è molto importante, quello dell'aperitivo. Quindi verso le 18, quando si avrà finito di mangiare tutta questa pizza e il tonno, perché ancora non avesse abbastanza, c'è un aperitivo con mortadella, grano padano, prosciutto di Parma e montagnana. Ricordiamolo che anche noi abbiamo un Assolutamente, DOCG proprio di prosciutto che è buonissimo. spettacolare, Quindi sì. questo aperitivo e poi alla fine alle 21:30, diciamo per muoversi un po', uno spettacolo con la cover band Solo sempre noi per ballare un po' e per Sì, riuscire, insomma, diciamo che per questa festeggiare per anche un po'. festeggiare assolutamente. Non è finita qui, cari telespettatori, perché 150 anni di Bontà Italiana continuerà Sì. domenica in 2 momenti principali, Luana. Fino alle ore 13 ci sarà la manifestazione. Avete una gara di cucina, se non sbaglio. Sì, sarà una gara che noi proporremo agli stand. Non tutti potranno cucinare, quindi prepareranno in base ai prodotti che porteranno i loro migliori, diciamo, assaggi che potranno offrire alle persone. Ecco. Non è che ci sarà una premiazione particolare, ci sarà semplicemente un momento in cui metteranno a disposizione i loro migliori prodotti per fare così un assaggio
diciamo un po' finale. una concorrenza informale sul gusto Mettiamola così. di questa manifestazione. E infine si chiuderà la manifestazione proprio ora di pranzo, l'ora Sì. per eccellenza, insomma, per gustare i prodotti italiani. Una domanda, Luana, per concludere diciamo, questa nostra chiacchierata è il perché, com'è nata questa proposta di Andromeda Regione Veneto Ollus e com'è nata anche non solo la vostra associazione ma anche proprio questa proposta di gusto, perché avete deciso di centrarla proprio sul gusto italiano, sulla Certo. tavola. Allora, il motivo è molto semplice. L'associazione si occupa di promuovere la cultura della sicurezza e della legalità. Quindi noi siamo scesi in campo in Vianelli proprio con l'intento di dare un aiuto alle istituzioni a riqualificare una zona, un quartiere di Padova. Noi lo ricordiamo, scusami Luana, perché abbiamo anche un filmato preso peraltro dal vostro sito che potrebbe ricordare, almeno a livello visivo, cos'era Vianelli, Sì, insomma, parecchi anni fa. sì, Insomma, eccolo una qui. zona piuttosto problematica, calda. Noi di Padova chiaramente conosciamo bene le problematiche e Sì. da questa problematica si è innescato però una proposta Sì, di... la proposta di portare il prodotto italiano è proprio per rovesciare l'immagine di questa piazza dove di italiano non aveva più nulla. Era occupata principalmente da extracomunitari che vivevano anche in alcuni punti di queste piazze e portavano insomma solo spaccio di sostanze stupefacenti come vediamo dal video. E, il fatto di portare prodotti agroalimentari è semplicemente per poter creare aggregazione, quindi l'aggregazione maggiore la puoi portare con il buon vino e con il buon cibo. Abbiamo preferito il prodotto proprio agroalimentare per poter riunire più cittadinanza, più persone possibili. Lo vedevamo la via più facile per poter aggregare e festeggiare in qualche modo. Quindi. Ecco, oltre alla proposta di tipo alimentare, diciamo In così, di effetti, gusto, scusami se ti sì, disturbo, in prego. effetti se tu noti tutte le manifestazioni che noi abbiamo fatto all'interno di questa zona sono Villaggio Italia, Bontà Italiana, 150 anni di Bontà Italiana, la mostra fotografica era sottotitolata Vianelli, com'era, com'è, come sarà, con delle proposte nostre di riqualifica e di ristrutturazione proprio della zona, ma questo non sarà compito nostro, ma dovranno essere gli Tutti, enti preposti certo, e anche tutti i cittadini, e insomma, anche tutti i cittadini, impegnarsi certo. in questo senso. Ricordando, insomma, in questo momento conclusivo della nostra chiacchierata, Andromeda Regione Veneto Ollus organizza appunto sia manifestazioni Sì, in loco, in Vianelli, proprio di tipo agroalimentare, ma voi appunto siete impegnati anche sul fronte ambientale di sicurezza. Avete istituito un sì. premio ambiente, per esempio, un premio Guarda, mi sicurezza. viene in mente, vedo delle immagini di nostre attività che abbiamo Esatto. fatto. Io sono 12 anni che seguo l'associazione, quindi di progetti, iniziative, manifestazioni ne facciamo come minimo 4 all'anno. Dove generalmente una è sempre di una grossa portata come questa di 150 anni di bontà italiana. Allora parliamo di allontanamento di delinquenti, di spacciatori da Vianelli, di extracomunitari non regolari che facevano proprio come lavori pusher, quindi una lotta contro questa microcriminalità, ma parliamo e abbiamo parlato in contrapposizione l'anno precedente a Bontà Italiana dell'importanza di integrare Certo. gli immigrati che sono arrivati in Italia, che sono regolari, che in qualche modo hanno trovato un lavoro, quindi l'aiuto all'integrazione è stato per noi una cosa importante, è stato un progetto bellissimo, anche questo nel Veneto, i Nuovi Italiani l'abbiamo intitolato, e dove ha visto la partecipazione di diverse diciamo, nazionalità, persone che arrivano da nazionalità diverse
e che hanno trovato un corso di educazione civica, gli abbiamo proprio insegnato le cose dalle più basilari alle più complete, come quella ad esempio di come si vive all'interno Di un di un condominio, per condominio, esempio. le regole condominiali, che cos'è un pronto soccorso, che cos'è un Certo. medico di base. Cioè, siamo partiti dalle cose più basilari a far capire che cos'è invece gli enti, le istituzioni importanti, come funziona una provincia, come funziona un comune, che cos'è il governo, che cos'è come funziona lo Stato italiano e tutte queste regole, insomma, dalle più elementari alle più complete. È stato un altro progetto di successo che vede proprio Andromeda impegnata da una parte contro chi commette crimini e dall'altra invece A la favore, volontà, certo. perché chi viene integrato, l'integrazione è fondamentale affinché diminuiscano i crimini. Anche perché mi sembra che da un punto di vista sociale e culturale non ci siano molte alternative, No, bisogna assolutamente integrare la parte corretta della nostra oramai direi proprio società, di no. assolutamente. E insomma dall'integrazione a livello sociale a un'integrazione a livello così alla pro- conviviale. e alla premiazione di quelli che sono gli operatori che fanno Certo, tutte queste certo. operazioni, quindi il premio sicurezza è un progetto che è nato con la nascita dell'associazione, è stato proprio, innanzitutto io dovrei dire che l'associazione ha più sedi in Italia, non è solo qui a Padova, si trova nel Lazio, in Campania, in Sardegna, in Lombardia, in Emilia. Parteciperà ad esempio il presidente dell'Emilia Romagna alla manifestazione 150 anni di bontà italiana. Lavoriamo tutti con lo stesso scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della legalità. Lo facciamo però in modi un po' diversi perché dipende anche dalle situazioni territoriali, dalle situazioni che si sviluppano nei vari contesti dove Certo, nel loro si contesto trovano. veneto ci Una siete Vianelli voi. non è in Sardegna e quindi ecco, questi sono comunque gli obiettivi comuni, quello della sicurezza e della legalità. E Luana, io ti fermo perché in realtà la nostra mezz'ora è già terminata, Ah! è davvero passata in un lampo parlando di cibo, parlando di cultura, parlando di legalità e di integrazione. Noi ricordiamo invece ai nostri telespettatori nuovamente l'appuntamento con 150 anni di bontà italiana, grazie a Andromeda Regione Veneto Ollus, questa sera proprio direttamente in Vianelli e domani e dopodomani, quindi per l'intero weekend, quest'ultimo weekend di giugno, sempre in Vianelli a Padova, un modo per scoprire nuovamente questo quartiere, per scoprire cosa ha di buono in tutti i sensi, in senso insomma metaforico e in senso proprio materiale. Grazie ancora per averci seguito, grazie ancora a Luana Grazie Levis a e in bocca voi. al lupo per questa manifestazione. Nord Estate ritorna lunedì, arrivederci e grazie per averci seguito.